Torna a far parlare di sé il centro culturale Bangladesh di via Jacopo da Montagnana all'Arcella. Dopo l'arresto il 1° ottobre di uno dei due maestri, il 23enne Hossain Shahadat, per presunte violenze psicologiche e fisiche ai danni di alcuni bambini dai 5 ai 10 anni, il questore di Padova, Paolo Fassari, con il nulla osta del giudice per le indagini preliminari, ha ordinato l'espulsione di un secondo imam del centro, un ventenne del Bangladesh ritenuto socialmente pericoloso. Il giovane maestro sarebbe tra i responsabili dei maltrattamenti ai danni di alcuni bambini durante le lezioni di religione islamica e della pubblicazione di alcune immagini di Adolf Hitler sui suoi profili social. Dopo una lunga indagine condotta dalla Questura di Padova, coordinata dalla Procura, l'uomo è stato accompagnato al centro di permanenza di Ponte Galeria a Roma, dal quale poi verrà rimpatriato in Bangladesh. Il ventenne era già sottoposto all'obbligo di dimora in casa dalle 17 alle 8 di ogni giorno e di firma quotidiana, ma gli agenti, oltre ad aver riscontrato le botte, le umiliazioni e le minacce verso i minori durante le lezioni, hanno rilevato anche il pericolo derivato dal materiale inneggiante al nazismo, di chiara matrice antisemita e propagandistica.